C'era buio a quell'ora e la strada, ancorché regionale, non sufficientemente illuminata dai lampioni. Zahira Bogo, 73 anni, stava cercando di attraversare in prossimità delle strisce pedonali all'altezza del bar-ristorante Carpenne quando è stata centrata da una Panda guidata da un uomo di Sedico. L'automobilista si è subito fermato per prestarle soccorso, richiedendo l'intervento dell'ambulanza del 118. Ai sanitari giunti in via Agordo la situazione è parsa gravissima. Zahira Bogo è giunta in condizioni disperate al pronto soccorso del San Martino, dove è morta in conseguenza dei traumi riportati nell'impatto. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale che hanno anche regolato il traffico e lavorato fino alle 21:30 per raccogliere ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dell'incidente. E invece è durata 4 giorni l'agonia per Ombretta Boselli, la sacrestana di Pedavena, investita lunedì sera mentre andava a sistemare la chiesa. La donna si è spenta ieri al Santa Maria del Prato. Ad investirla un compaesano quarantenne alla guida di un furgone. La donna era conosciutissima a Pedavena anche per il suo impegno di catechista.